Finisce per 2 reti a 0 la partita tra il Canicattì e il Licata. La squadra allenata da Nicola Terranova raggiunge così due obiettivi: vincere il derby con il Licata e arrivare al secondo posto in classifica. Una sfida particolarmente interessante e accesa, con 7 giocatori ammoniti, 3 espulsi e 2 in infermeria. Circa 800 gli spettatori che hanno assistito alla partita, con nessun tifoso ospite per via del divieto imposto dalla prefettura. Le reti sono stati segnati per il Licata da Polito e da Caronia su calcio di rigore. Alla fine di Canicattì Licata finita 2-0, siamo col mister Nicola Terranova. Mister, una partita durissima con 3 espulsi, poi l'avete fatta vostra nel secondo tempo. Sì, una partita dura, agonisticamente valida, forse un po' troppo. Il primo tempo abbiamo sofferto il fatto che non riuscivamo con i quinti a rimanere alti per ripartire. Poi il secondo tempo, dopo l'espulsione, abbiamo un po' ridisegnato l'assetto tattico ed è andato un po' meglio. Abbiamo realizzato il gol del vantaggio e potevamo sicuramente chiuderla prima la partita. 9 punti, un buon bottino per questo Canicattì che ha incontrato le due squadre che sono accreditate alla vittoria finale, che sono Licata e Sant'Agata, quindi diciamo un buon bottino per la sua squadra. Sì, nonostante il calendario, diciamo che siamo rammaricati ancora per il mancato pareggio di Sant'Agata, ampiamente meritato. Però ti ripeto, la squadra ha bisogno di crescere, la squadra ancora non riesce a dare quella fluidità, ad avere quella fluidità in fase offensiva che chiedo io, il mio staff, quindi è una squadra che ha bisogno di lavorare, di crescere. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché questa partita ci deve fare capire che ce la possiamo giocare con le squadre più forti del campionato, però è chiaro che una partita non fa testo, dobbiamo rimanere sul pezzo, dobbiamo migliorare quello che c'è e tutti gli errori che facciamo, perché ne facciamo tanti. Da un certo Bella, è una partita dura, alla fine hai sbloccato nel secondo tempo con una punizione. Sì, sono contento di aver fatto gol, però il merito va a tutta la squadra perché è dal 23 luglio che siamo qui, ci alleniamo, ci impegniamo, facciamo sacrifici, quindi questa vittoria ce la prendiamo diciamo il gruppo, ecco. Non sei nuovo a queste proteste, su punizione cosa hai visto? Il portiere mal piazzato oppure volevi tirare su questo lato proprio? Ho visto diciamo, un'ampia barriera e ho fatto la mia scelta.